Il Sessola, buonasera. Ciao Sessola, ciao. Sessola. No, sta bene così. Sì. Mi piace il tono. Sì, fashion. Sì, un tipo fashion. Sì, secondo me era. Non sono chic, no? Chic, anche le freak, freak. Hai capito, ti piace Beh, in Freak. effetti. Mi sono scritto, siete voi. Aspetta che ora spieghi. Disamina, diciamo, Bene, bene. della partita contro il Milan a San Siro. Wow. Dove, scusa? A San Siro. Sì. Ecco, facciamo finta, no, che ti stai meno male, allora Sessola, Sì. ci colleghiamo con la redazione sportiva. Te lo può dare Bruno Pizzul. Attenzione, adesso ci colleghiamo direttamente con la redazione sportiva a San Siro, in diretta per noi Sessola. Vai Sessola, tutto Grazie molto bene. Bruno, grazie Bruno. Allora, la partita che si è disputata sabato sera a San Siro è stata assurda. Sia perché tutti si aspettavano che finisse diversamente, sia perché nessuno si aspettava che finisse così. Ma andiamo per ordine. Il primo tempo è stato stradominato dall'Hellas con vari su e giù dei nostri ragazzi che tentavano a far vedere le strie a quelli rossoneri. E infatti quasi subito segniamo il primo gol. Passa un ciccino di tempo dove continuiamo ad andare su e giù ed ecco che uno sgambetta Kalinic e causa il rigore a nostro favore. Sì. Barak batte e segna il 2-0 e si va negli spogliatoi a bere una spuma. Tutti si sfregano le mani e pensano Cassico, tutto veda che sfattiamo il tabù di San Siro, se sapeva come te alla SNAI. Tutti la pensano. Ma inizia il secondo tempo e cominciano i primi segnali di uno scollamento della squadra. Sì. Non andiamo più su e giù, ma restiamo quasi sempre su. Loro ci fanno sempre piacere pericolosi e a un certo punto uno sulla fascia inizia a danzare col pallone e dopo effettua un cross sulla testa del neodo del dottor Giro. Dagliela anche te. Quelli delle panciere per il e delle fasce elastiche che con un colpo di testa insacca l'incolpevole Montipò. E tutti lasciano lì di sfregarsi le mani e pensano Cassico, butta bene che va a finire come la partita a Salerno o quella del Marassi. Quasi quasi ho fatto bene a non giocare la SNAI. Si ricomincia a giocare e l'Hellas è sempre per sé schizzato nella sua metà campo e dai uno e dai due ecco un errore sulla fascia laterale. Loro avanzano e sempre quello che ha fatto il cross smarca di tacchetto un giocatore rosso-nero che in aria casca in terra come se avesse ciappato una sassata nel succo. È rigore. Tiro, gol, 2-2 e tutti iniziano a tirare siracche. Cassico le andava a finire come a Salerno e come a Marassi. Ho fatto proprio bene a non scommettere la SNAI. Ma il peggio deve ancora arrivare. Perché poco più tardi ecco un cross assolutamente influsso buttato lì a caso e tutti pensano adesso Gunther è il Gaetano Pessatada, ballon sulle torregele e pericolo scampato. E invece fa un tiro che non fa neanche a Fabrizio. Se tiro sbriccio e faccio un liscio che è un giocatore del Porto San Pancrazio. Salutiamo. E non fuori un auto golloncio da aspettano. E tutti sentono tirare siracche e pensa Cassico le da finire peggio del Salerno e Marassi. Ho fatto proprio bene a non scommettere la SNAI. Risultato finale 3-2 per i rossoneri senza che il nostro portiere l'abbia toccato una bala. Sono stato bravo. Sei stato bravissimo. Molto. Posso darti un consiglio? Dammi un consiglio. Ad esempio io ho un po' mi interessa il consiglio. Ecco, io ho un po' l'R-Motion, no? Evito magari di dire proprio tutte le cose con quella lettera. Ecco, io forse nel tuo testo avrei tolto qualche S, avrei cercato qualche parola. Sono sicuro. Ma ascolta, forse quando dico pericolo scampato e invece fa un tiro che non faceva neanche a Fabrizio se tiro sbrischio e faccio un liscio difensore del Porto San Pancrazio. Ecco, lì c'è una leggera assonanza. Ma pensa che ho cavato anche la parola terzinassa. Ecco via l'opinione del Sessola su Alexis Saelemaekers. Allora, Alexis Saelemaekers, ma mi è piaciuto tanto. Perché l'ha fatto su un po' di casino, sta un po', tu capi? Secondo me, però potrei anche sbagliarmi. Grazie, ci vediamo alla prossima radio. Ma ben volentieri, grazie, ciao Sessola. In collaborazione con Roldo e Carrozzeria Verona. Vado sicuro. Mototaxi, i fattorini di Verona. Airforte, la Fal.0 Serramenti.